Allora, per conto è questa, no? Lei è una signorota, la va al mercato, sulla bancaria dei mutande e dei calzetti. La vede un bel paio di calzetti, guarda che bei quei calzetti lì. Scusi, quanti vengono? 50 euro. 50 euro? Mamma mia, signora, ma quanti anni ha suo marito? Mio marito cosa vuole? Ormai 80 passani ormai. Signora, questi qua i cassetti magici, se glieli fa mettere su, vedrà sesso che salta fuori. Riprovi, 50 euro spesi bene. Sono convinta, la compra sti cassetti, va a casa contenta. Iorin, attacca il ciamallo, sono qua in staia, Dio da mangiare bestie, cosato da sigaro. Aspetta un attimo che vengo lì, ciapa, prova sti calzetti. Cosa? Quei calzetti lì, costo caldo, prova sti calzetti che ho appena comprati al mercato. No, io guarda che grossi, prova sti calzetti, te godito. Vabbè, te fai contenta, mette sui calzetti, porco che anche c'ha una smania e che salta addosso alla moglie, la butta sopra una baia di paia lì che da dentro, cioè che da via una remenata, mamma mia. Il giorno dopo, la mattina, là è fuori, Dio, di stirare la biancheria a sua vicina di casa. Te sapessi che ho comprato un paio di calzetti al mercato ieri? Sosa tutto, Maria, prestimi sti calzetti che non aspetto fin Zioba che viene per andarli a comprare, non gliel'aveva più. Sosa tutto, te li presto. Gli presta, no? Ciapa, la va da suo marito, quell'altra, la vicina di casa, la va da suo marito. Menigo, dove sei tu, Menigo? Sono qua sul puner, non te vede che sono qua sul puner, ti dai a mangiare alle galline. Fermo lì, prova sti calzetti. Cosa? Prova sti calzetti. No, ma guarda che grossi che sei, madonna. Prova sti calzetti, che vado a tendere la pignata che cosina, te voglio quei calzetti su, che torno in rio. Ciò che altro? Mette sui cassetti che altro intanto la va in cucina, da che la missiata a poeta, no? La torna in rio, lo vede sul punere in mezzo alle galline. Ma cosa che ti sei drio a fare? Inseminio che non ti sia altro. Ma guarda che inseminio, ma non te vede che ti ha messi su roversi.